Cari telespettatori, rieccoci insieme supportati dall'FNP della CISL. Parliamo quindi di questioni che riguardano i pensionati e pensionandi, ma non soltanto, lo facciamo, quindi abbiamo piacere di avere qui con noi in studio con Vanna Giantin, segretaria generale FNP CISL. Ben ritornata qui con noi. Grazie. Allora, aperti tavoli di lavoro, tavoli tecnici di trattativa con il governo su questioni estremamente importanti, estremamente spinose, che sono trasversali, riguardano il mondo dei pensionati, però poi bisogna fare delle valutazioni comparative anche con altre categorie coinvolte. E quindi facciamo un po' il punto della situazione. Cosa state facendo in questo momento? E poi a livello unitario, a livello singolo, in che modo vi rapportate? Allora, dopo lo scorso anno dove abbiamo sviluppato il massimo di manifestazioni, di proteste, eccetera, e sostanzialmente nella finanziaria è passato solo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, quindi non ci sono stati provvedimenti per i pensionati se non quelli spicciolini per le caramelle. L'adeguamento è stato fatto. Per le caramelle. Adesso si è aperto seriamente i tavoli di confronto col governo che debbono elaborare entro marzo delle proposte concrete da inserire nel prossimo documento di programmazione economica. I tavoli aperti fino adesso sono quattro, scusa, sono tutti unitari. C'è già stato il primo tavolo il giorno 3 sulla pensione di garanzia per i giovani. Che vuol dire pensione di garanzia? Vuol dire che siccome i giovani avranno delle posizioni assicurative con molti vuoti, vuoi per la precarietà del lavoro, vuoi perché cominciano a lavorare tardi e poi andranno in pensione con tutto il calcolo contributivo, si creano due condizioni sfavorevoli per il numero di anni di contributi e per il tipo di calcolo che rischia di vedere in futuro più generazioni di pensionati poveri. E questo il Paese non se lo può permettere. Chi sono i giovani a cui si fa riferimento? Allora, si parla di tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996, cioè dopo la famosa riforma Dini, che ovviamente sono entrati al lavoro e avranno il calcolo tutto contributivo. Poi le condizioni sono peggiorate per la crisi, eccetera, quindi è difficile pensare oggi che un giovane che abbia cominciato a lavorare nel 2000, nel 95 possa andare in pensione come quelli di una volta, magari con una posizione piena di 43 anni di contributi, senza buchi continuativi, eccetera. Il cambiamento delle modalità lavorative si riflette anche sulla posizione assicurativa. Allora, la richiesta che c'era sia nella piattaforma di CGIL e CISL UIL, ma anche nella piattaforma dei pensionati, era quella di trovare modalità di copertura per i vuoti contributivi che i giovani hanno accumulato nel tempo. Parliamo magari di disoccupazione non indennizzata, parliamo di periodi di formazione non certificati, magari fatti in aziende o società specializzate, parliamo di assenze per cura di figli, genitori, eccetera, quindi tutte quelle condizioni che creano il vuoto contributivo. Dall'altra parte c'è il problema delle donne. Le donne sono quelle che di solito hanno la posizione assicurativa meno pesante perché ovviamente figli, maternità, cura dei genitori anziani, quindi bisogna trovare le condizioni per trovare le posizioni assicurative piene e un calcolo contributivo meno penalizzante. Questa è la richiesta sul tavolo che è stata portata il giorno 3. Il Ministro del Lavoro dice che la condivide in termini di richiesta, il problema è trovare come la si finanzia, ma anche come evitare che poi, aperta la possibilità di coprire periodi vuoti contributivi, non si lasciano spazio a furbi che magari non hanno manco cercato il lavoro ma vengono a dire che erano disoccupati senza indennità. Quindi ci vuole tutte le attenzioni del caso. Questo tavolo si è già riaggiornato. Allora, i tavoli aperti, tutti e quattro, hanno il compito di presentare entro fine marzo delle proposte concrete al governo, che poi le deve tener conto nell'elaborazione del documento programmatico. Quindi
non è che il tavolo si chiude con la prima riunione, sulla prima riunione si condividono le impostazioni e poi si va in cerca di affinare sia dove si trovano le risorse sia eventualmente quali paletti mettere per evitare abusi o furbizie. Quindi durante questi incontri si cercano anche dove attingere le risorse, e anche evitare che poi fatta la legge, come siamo in Italia, ha trovato l'inganno, si dia spazio a abusi o sotterfugi, lo stiamo vedendo anche ultimamente con la storia del reddito di cittadinanza, chiaramente. Il secondo tavolo che parte oggi... Un attimo solo, perché sempre sul primo tavolo, chi fa parte di questo tavolo? Fanno parte le organizzazioni sindacali, unitariamente tutte, non solo CGIL e CISL e UIL, anche se la piattaforma è di CGIL e CISL e UIL, ma è allargato anche alle altre categorie praticamente sindacali che non sono strettamente CGIL e CISL e UIL. E poi c'è il governo col Ministro del Lavoro e quei loro tecnici. E quindi anche con i tecnici di conseguenza. Sono tavoli tecnici. C'è l'impostazione politica all'inizio di condivisione di cosa cerchiamo e poi i tavoli tecnici che devono ovviamente elaborare le proposte. Perfetto, quindi questo è il primo che riguarda il mondo. L'altro invece... Il secondo tavolo parte oggi ed è quello che riguarda le pensioni, quindi perequazione delle pensioni, sia quella non fatta in questi anni, la ricerca di un paniere specifico per i pensionati che noi stiamo chiedendo da anni, perché adeguare le pensioni al cosiddetto costo vita col paniere generale che dentro ha molte cose che non sono dei pensionati, allora bisogna cercare un paniere specifico che ridia alle pensioni la capacità di acquisto tipica dei pensionati. E dall'altra parte c'è il problema di allargamento della platea di quelli che ricevono la 14ª mensilità. Ecco, a questo proposito, vediamo la slide un po' per capire il numero di pensionati di cui stiamo facendo riferimento e il tipo di pensioni a cui si fa riferimento. Per cui in Veneto si parla di 1.266.279 pensionati, con varie fasce di pensioni. Diciamo che quelli che potrebbero essere interessati alla 14ª mensilità è la fascia che va dai 1.000 euro ai 1.500 e quindi vediamo che sono 200-300 mila fino ai 2.000 euro, poi dipende da dove si decide di estendere la platea, perché fino adesso l'hanno ricevuta praticamente tutte le persone che avevano la pensione fino a 1.000 euro. Fino a 1.000 euro, esatto. Quindi adesso non pensate di essere inclusi, fino adesso era così. Esatto. Voi proponete... Noi stiamo proponendo di allargare la platea e tra l'altro ricordiamoci che la cosiddetta 14ª, che non è una mensilità, è un'indennità aggiuntiva che normalmente viene pagata a luglio, è rapportata comunque al numero di anni di lavoro che uno ha fatto, perché noi abbiamo molte pensioni basse anche se la gente magari ha lavorato 25 o 30 anni, perché andiamo indietro nel tempo dove la contribuzione era molto bassa. Quindi si vuole tutelare in rispetto agli anni di lavoro chi ha una pensione relativamente bassa e questa diventa una indennità aggiuntiva. Mentre sulla perequazione delle pensioni noi abbiamo una partita aperta col governo che parte dalla cosiddetta legge Prodi. Si era fatto, la 308 era una legge che stabiliva le fasce di adeguamento della pensione, proteggendo il 100% fino ai 2.500 euro e poi scalando quando le pensioni aumentavano. Questa non solo non è stata applicata, ma con l'ultimo governo praticamente è anche stato stravolto il modo di diciamo così, integrare le pensioni, per cui non si teneva più conto delle fasce, ma si faceva un discorso su tutta la pensione, quindi quelle dai 2.500 euro in più risultavano fortemente penalizzate. Parliamo sempre di lordo, quindi quando parliamo di 2.500 euro lordi vuol dire una pensione netta di 1.300-1.400 euro. Perché io ricordo sempre che le pensioni italiane sono super tassate dal fisco che non fanno gli altri paesi. Quindi il tavolo che si apre oggi ha questa modalità.
discutere sull'adeguamento del potere d'acquisto delle pensioni, rivedere le modalità di come lo si fa, rivedere il paniere di riferimento e poi discutere sostanzialmente sulla fascia che deve godere dell'indennità aggiuntiva, chiamiamola tra virgolette 14ª mensilità. Ecco, per quanto riguarda sempre questo adeguamento che deve essere fatto in qualche modo, eccetera, ci sono stati dei pronunciamenti importanti anche di carattere giurisdizionale, c'è stato poi questo adeguamento irrisorio che ha dato un po' un segnale anche inquietante e molti sono rimasti perplessi e hanno detto: a questo punto, visto che soldi non ce ne sono, non ci sarà nessuna prospettiva per quanto il sindacato insista. Vale la pena continuare su questa prospettiva e non magari incentivare altri fronti? Ma noi non possiamo accettare che le pensioni non siano adeguate al costo della vita, perché qualche ricerca fatta mi pare un paio d'anni fa diceva che se andiamo a vedere già l'adeguamento delle pensioni non è il 100% del costo vita, è il 75%. Se poi togliamo anche questo, noi abbiamo, qual è il fenomeno che abbiamo? Che gente che magari è andata in pensione 15 anni fa con una pensione ritenuta in quel momento dignitosa, oggi fa fatica a arrivare a fine mese, perché l'erosione continua porta a una svalutazione del potere d'acquisto. Allora, questo non lo possiamo permettere. Dopo siamo disponibili a discutere modalità, come si fa l'adeguamento, quali fasce si proteggono, perché non si può proteggere la pensione da 100.000 euro all'anno, chiaramente. A questi punti poi la discussione è tutta aperta. Quello che è inaccettabile è che si dica che le pensioni non vanno rivalutate. Ricordo sempre che la rivalutazione delle pensioni equivale al contratto di lavoro per i pensionati. Come le categorie degli attivi periodicamente ogni 3, 4, 5 anni rinnovano il contratto di lavoro che gli dà l'adeguamento economico, i pensionati non hanno contratto quinquennale. Quindi il contratto per i pensionati è l'adeguamento al costo vita e la perequazione delle pensioni. Chiarissima. No, dall'altro aspetto importante da sottolineare, proprio per rispondere anche ad alcune mail che sono arrivate e un po' la diatriba che c'è sul web, è che se un pensionato si autosostiene e quindi riesce a mantenersi anche la badante della situazione, a pagarsi le cure, eccetera, o addirittura riesce ad aiutare il proprio figlio o nipote, è una risorsa attiva, perché se viene a gravare perché non può pagare la badante, non può pagare la casa di riposo, grava sui figli, sui nipoti e quindi diventa una risorsa che pesa ulteriormente sulla società, invece che essere autonomo ed essere di supporto alla famiglia e di appartenenza diventa gravoso per la famiglia, quindi questo è anche importante dirlo. L'ultima ricerca del Censis, adesso non ricordo i numeri esatti, però vado a spanne, pubblicata l'anno scorso, ci dice che i pensionati in Italia non sono un peso, ma sono una risorsa. Il Censis dice che 9 milioni e mezzo circa di pensionati, chi saltuariamente, chi continuativamente, fanno da babysitter e quindi aiutano i figli e allevano i nipoti sostanzialmente. Ci dice poi che addirittura, se non ricordo male, 3 milioni e mezzo di pensionati, pur avendo pensioni basse, aiutano economicamente i figli e i nipoti quando le famiglie sono in difficoltà. E che mi pare 1,5 milioni, se mi ricordo bene, fanno addirittura volontariato su altri pensionati che sono in difficoltà. Allora, i pensionati in Italia non possono essere visti come un peso. Devono essere visti come una risorsa, ma perché siano una risorsa bisogna metterli in condizione di vivere prima di tutto loro dignitosamente e poi avere anche risorse per aiutare la famiglia e i nipoti. Chiarissimo, era necessaria questa nota aggiuntiva di precisazione. Quota 100, segretaria? Quota 100 finisce nel 2021. E quindi nel 2021 quota 100 smette di essere, adesso non so come la faranno finire, però quota 100 in effetti non è stata una grande cosa, perché? Allora, primo ha permesso di andare via persone che non avevano problemi di lavoro, di posti di lavoro, eccetera, e sappiamo che il grosso è andato via dal pubblico impiego. Qua vediamo appunto la slide. Esatto. Poi
Qual è l'altro fenomeno? Che ovviamente ne hanno goduto pochissimo le donne, perché dovendo avere una posizione assicurativa di 38 anni di contributi, le donne che figli, interruzioni eccetera, che hanno 38 anni ce ne sono pochissime. Quindi è stato un provvedimento destinato prevalentemente agli uomini e poco alle donne, e soprattutto non ha risposto a quello che era l'obiettivo che si erano dati con quota 100, che doveva essere il ricambio generazionale fuori i vecchi, dentro i giovani. Questo ricambio non c'è stato nel privato, non c'è stato nel pubblico, quindi hanno aggravato pesantemente il costo previdenziale e non c'è stata la risposta occupazionale per i giovani che doveva essere l'obiettivo di quota 100. Quindi, per carità, quelli che ne hanno usufruito hanno fatto bene, la legge gliel'ha permesso, però se lo guardiamo sotto l'aspetto politico pubblico non ha risposto all'occupazione giovanile e ha fatto in modo che si svuotassero dei settori importanti. Infatti in questo momento i problemi grossi dove ce li abbiamo? Nella scuola, nella sanità, negli uffici pubblici, quindi abbiamo sguarnito un patrimonio anche di conoscenze pubblico senza dare la possibilità ai giovani di entrare. Stanno partendo adesso i concorsi, perché l'INPS ha un concorso aperto, la scuola si dice che abbia 1 o 2 concorsi aperti, però dobbiamo tener conto che prima che i concorsi arrivano a regime, ammesso che poi in mezzo non ci siano ricorsi eccetera, vuol dire che quella gente lì comincerà a lavorare tra 1 anno o 2. E comunque sono già persone precarie. E poi c'è la formazione da fare a questi. Quindi la nostra pubblica amministrazione, per averne un beneficio, ne parliamo fra 3-4 anni se tutto va bene. Quindi anche però c'è un tavolo di trattativa, cioè l'azienda, ridiamo per non fare altro, c'è quindi un tavolo di trattativa. No, allora il prossimo tavolo riguarda la flessibilità in uscita, che noi avevamo già, perché quando ho citato la 308 su quella legge c'era la flessibilità in uscita, c'era un combinato tra contributi e età che sostanzialmente permetteva alla persona di scegliere quando andare in pensione e farsi i calcoli con quale pensione ha. Questa è saltata per tutta una serie di motivi. L'inserimento di quota 100 ovviamente ha destabilizzato un po' le cose. Adesso cosa c'è? C'è da ripristinare un discorso di flessibilità in uscita. Ricordo che in questo momento ci sono comunque 3 modalità di uscita che creano flessibilità, che sono i precoci, quelli che hanno cominciato a lavorare a 14 anni, quando hanno 41 anni di contributi, sono le cosiddette APE sociali, per quelli che hanno problemi gravosi, usuranti, famiglie, eccetera. Ci sono le modalità 63 anni più 32, 36 di contributi a seconda delle logiche. C'è poi il problema relativo alle donne che hanno ovviamente assistenza in famiglia, eccetera. Quindi già oggi ci sono delle soluzioni per l'uscita. Quelle che smettono di esserci, sarà quota 100 nel 2021, bisogna rifinanziare la cosiddetta APE sociale, però nella... deve essere rifinanziata, è importante per forza, perché questo viene finanziata di anno in anno, non è che è finanziata per la vita. L'altro problema vero è, nell'ultimo tavolo che si aprirà, discutere ovviamente cosa sono lavori usuranti, lavori pesanti, quali sono le categorie coinvolte, che possono beneficiare di una serie praticamente di agevolazioni per andare in pensione, perché non tutti i lavori sono uguali. Quindi dire che vabbè, quota 100 ci vanno tutti, da quello che lavora nella scrivania a quello che lavora in miniera, non è molto ortodosso. Allora bisogna individuare quali sono i lavori che hanno diritto a delle agevolazioni per uscire, perché purtroppo c'è gente che non ce la fa arrivare a 67 anni sul posto di lavoro. Siccome l'obiettivo è arrivare ai 67 anni, ovviamente bisogna dare la possibilità prima dei 67 anni a quelli che si trovano in determinate condizioni lavorative o addirittura familiari,
Perché ricordiamoci che con l'invecchiamento della popolazione c'è sempre più bisogno di assistenza familiare da parte di gente che lavora. Il problema dell'invecchiamento e della non autosufficienza non è un problema solo dei vecchi, è un problema anche delle famiglie, che poi si devono porre due problemi: se hanno tanti soldi per assisterlo fuori di casa o come gestirlo all'interno della casa. Certo, quindi qualità di vita che viene compromessa, purtroppo. Sostegno alla previdenza complementare, avete un incontro, se non erro, il 19 febbraio anche su questo. Questo è il quarto tavolo che parte, che è quello sulla previdenza complementare. Allora, qual era il disegno previdenziale che è partito da lontano, perché sta roba nasce da tanti e tanti anni fa, ma che era in qualche maniera necessario rilanciare dopo la legge Dini, quindi la legge del 95? Quello che a fianco della cosiddetta previdenza pubblica, quindi la pensione pubblica, la gente cominciasse, soprattutto i giovani, a crearsi una pensione aggiuntiva, la cosiddetta pensione. Si parlava del della seconda gamba del tavolo. Sì. Questa cosa ha avuto un'applicazione nel 96-97, se mi ricordo bene, con il famoso periodo del silenzio assenso, un semestre dove si applicava il silenzio assenso, per cui il lavoratore doveva scegliere se lasciare il TFR in azienda oppure se destinarlo a previdenza complementare, sapendo che se lo destina a previdenza complementare ha delle agevolazioni fiscali finali che non ci sono sul TFR in azienda. Poi tra l'altro è venuta fuori anche l'altra norma che per le aziende sopra i 50 dipendenti il TFR non rimane in azienda ma deve essere versato all'INPS a disposizione dello Stato, che doveva servire nella norma originale per investimenti pubblici, quindi infrastrutture, poi di fatto è servito per calmare il debito pubblico. Certo. Quindi il lavoratore che non sceglie la previdenza complementare, convinto di lasciarlo in azienda, se lavora in un'azienda con più di 50 dipendenti, di fatto non lo lascia in azienda. L'azienda lo deve trasferire obbligatoriamente in questo, diciamo, contenitore dell'INPS che è a disposizione dello Stato. Perché previdenza complementare? Perché dicevo prima che in prospettiva con il calcolo contributivo le pensioni saranno molto più basse di quelle di adesso e quindi è necessario che la gente provveda per tempo a crearsi la seconda gamba del tavolo. Il grosso della previdenza complementare per quelli che adesso hanno aderito è dato di fatto dal TFR, però tutti i contratti prevedono, chi più o chi meno, un contributo a carico dell'azienda, che se il lavoratore non sceglie la previdenza complementare lo perde perché non può essere erogato in altra maniera, e un contributo da parte del lavoratore. E questo crea il montante, diciamo, che poi viene investito, eccetera. I fondi di previdenza complementare in Italia sono almeno quelli contrattuali, perché ci sono quelli contrattuali, quelli delle banche e quelli delle assicurazioni, sostanzialmente. Diciamo che quelli contrattuali sono abbastanza sicuri, nel senso che sono seguiti passo a passo dalla COVIP, che è la Commissione di Vigilanza, e che hanno tenuto conto nel momento in cui è stata fatta la legge che non possono cascare su determinati fatti negativi, tipo quelli successi in Inghilterra, eccetera, quindi nessuno può scappare con la cassa, tanto per essere chiari, perché appunto si è fatto tesoro delle esperienze altrui per mettere una serie di vincoli. Quindi i fondi, diciamo così, complementari, contrattuali, non possono fallire, perché eventualmente prima vengono assorbiti da qualcos'altro, nessuno può scappare con la cassa. Poi è vero che tutti i fondi hanno delle linee di investimento e il lavoratore deve scegliere quale linea vuole adottare. Quindi c'è quella più garantita, c'è quella più rischiosa, di solito si consiglia quella più rischiosa quando si è giovani e quella più garantita quando si arriva alla fine. Comunque c'è la possibilità di scelta. Il problema vero è in questo momento che gli iscritti alla previdenza complementare sono molto pochi, soprattutto sono pochi i giovani, perché mentre la fascia che si sta avvicinando
alla pensione sostanzialmente ha provveduto, ma sono i giovani quelli che ne avranno più bisogno, che sostanzialmente non si sono iscritti. Quindi bisogna che venga fuori non solo un incentivo a iscriversi, ma anche una politica fiscale che favorisca ovviamente i giovani perché si iscrivano. Perfetto, non c'è più tempo a disposizione, ci saranno avviati anche dei tavoli per quanto riguarda la distinzione tra spesa assistenziale e quella previdenziale? Quei due tavoli lì sono già legge, erano nella precedente finanziaria, sono due commissioni, una per la separazione previdenza e assistenza e l'altra per l'individuazione dei lavori gravosi, eccetera. Quelle devono solo partire, perché sono già codificate dalla legge, quindi non c'è altro, devono solo partire. Quinto tavolo tecnico, occuparsi del supporto alla non autosufficienza, fondamentale. Quello si sta aspettando che fissino la data perché deve essere concordata col Ministero della Sanità. E ovviamente. Quindi su questo vedremo quando sarà pronta. Sì, credo che a giorni verrà comunicata anche quella data. Allora, aggiorneremo con la segretaria naturalmente lo stato dell'arte della situazione per capire verso dove si andrà a parare, se sarà necessario delle azioni. Noi per fine marzo speriamo di avere le proposte concrete che vengono mandate al governo che poi seguiremo nell'iter della legge. Perfetto, grazie mille, buon lavoro, ce n'è da lavoro da fare. Grazie. Grazie a voi di averci seguito come sempre, scriveteci che poi noi le vostre mail le giriamo, se ci lasciate anche i recapiti possiamo darvi possibilità di risposta naturalmente. Grazie ancora, buon proseguimento.